La crisi che uccide nel nord-est, Monsignor Pistolato. Abbiamo sentito anche la CEI che è intervenuta in modo forte e chiaro, forse sul campanello d'allarme sullo stato di grande disagio, di grande difficoltà l'hanno fatto suonare le parrocchie, dove giorno dopo giorno si è allungata la fila di coloro che andavano a chiedere aiuto? Ma questo sì, ormai anche da tempo, devo dire, ci troviamo di fronte a persone che vengono a chiedere aiuto, soprattutto di fasce alte, cioè che avevano anche responsabilità di aziende, specialmente nel settore creditizio, per esempio con le fusioni, tutta una serie di ceti alti, accorpando direzione e via dicendo, sono uscite dalla produttività o comunque avevano altre responsabilità, anche perché oggi facilmente, anche un po' col sistema così rampante che esiste, il quarantenne e il cinquantenne facilmente rischia di essere un superato, e quindi questo grido d'allarme da tempo. Io già citavo ancora l'altro anno 2 casi di 2 persone che uscivano puntualmente tutti i santi giorni da casa, ma il lavoro l'avevano perso. Un giorno la moglie ha trovato il marito che stava piangendo in macchina, in garage lì chiuso, e gli ha detto che era già da 2 mesi che era senza lavoro. Quindi c'è l'estrema condizione della morte che va sempre comunque rispettata, ma poi c'è anche il dramma, quello che forse non ha neanche il coraggio di arrivare a una posizione del genere, per fortuna, ma vive comunque la drammaticità della condizione della mancanza di lavoro, oltre che di responsabilità. Ecco, il concetto di bene comune può portare a un gesto estremo un imprenditore piuttosto che licenziare i suoi operai? Ma può succedere quando alcune cose si vivono con una tale e tanta passione che ti coinvolgono mente e cuore, direi. E quindi uno non riesce più a scindere, a leggere con un certo tipo di fermezza e di distacco le situazioni, e soprattutto quando non vede sbocchi di uscita. Cioè, noi ormai da qualche settimana si parla, siamo verso la fine, e poi uno nel suo quotidiano vede che ha difficoltà di pagare gli stipendi, ha difficoltà nell'avere altre commesse, ha difficoltà, dice: dove sta luce? Forse per me la luce è finita, ecco. Quindi, e quando c'è tutta quella passione, quel volere in qualche maniera, che forse alle volte prima ha tentato, ha chiesto prestiti, ha chiesto di intervenire, alle volte il credito bancario si fa lesinare ad abbondanza, quindi uno gli pare di vedere tutto chiuso e sceglie una strada, più peraltro per questo dolore, più che poi i problemi rimangono là, chi purtroppo se ne va non è che porta via i problemi.